Domenica è sempre domenica, buongiorno e benvenuti a tutti. Mi trovo in compagnia del sindaco di Siculiana, il dottor Giuseppe Sinaguglia. Dottore, ci troviamo in un luogo particolare perché stiamo raggiungendo la sua piazza, la piazza del suo paese. Dove ci troviamo in questo momento? Allora, siamo su una limousine e stiamo arrivando in piazza dove esiste il santuario che richiama tantissima gente, tantissime coppie per sposarsi. La puntata di oggi non parlerà solo della storia di Siculiana, degli aspetti paesaggistici di Siculiana, di quello che è l'aspetto monumentale che già abbiamo avuto modo di poter ammirare ed apprezzare, ma parleremo soprattutto di sposi. Perché proprio di sposi a Siculiana? Ci siamo accorti da un dato statistico che negli ultimi anni a Siculiana nel santuario di Siculiana ci sono stati più di 100 matrimoni, di cui 2/3 di gente, cioè di coppie che venivano da fuori Siculiana, dalla provincia, addirittura da fuori provincia. Allora, noi stiamo raggiungendo la piazza, ma che cosa ci aspetta arrivati in piazza? Allora, arrivati in piazza noi abbiamo organizzato una fiera dove abbiamo messo su tutte le attività che girano attorno a un matrimonio e quindi dall'abito da sposa Avremo gli abiti da sposa, quindi? Sì, dall'abito da sposa al parrucchiere, al fioraio, alle sale da trattenimento, alle bomboniere, alle liste nozze, diciamo tutto ciò che ruota attorno al matrimonio, all'affare del matrimonio. Il business, visto che siamo su una macchina americana, siamo... Che c'è attorno a un matrimonio, proprio perché noi stiamo stimolando gli imprenditori, gli operatori locali affinché offrano un pacchetto Siculiana sul matrimonio, per cui oltre che lo scenario diciamo, offriamo anche servizi, qualcosa di più prosaico, i servizi legati al matrimonio. Allora, intanto ringraziamo anche il nostro autista che ci ha condotto in piazza, siamo appena arrivati. Cosa ci resta da fare? Scendere dalla macchina e lanciare la sigla. No, se permette, io prima di scendere l'ho detto, sposarsi a Siculiana, oltre che può essere un investimento dal punto di vista economico, è anche un investimento sul futuro del matrimonio. Perché i matrimoni di Siculiana riescono... C'è una statistica dalla gente che si è sposata a Siculiana, guardi, le percentuali di divorzio sono bassissime, per cui chi si sposa non prevede, non ha nei suoi programmi diciamo, il divorzio, noi consigliamo di sposarsi a Siculiana. Ed ecco, sindaco, abbiamo raggiunto la piazza, questo è l'applauso del pubblico di Siculiana per questa giornata di domenica e sempre domenica. Non ci rimane che lanciare la sigla e al mio 3 sindaco mi aiuti a dire domenica e sempre domenica. 1, 2, 3, domenica e sempre domenica! Domenica e sempre domenica. Al primo dintorno del gianicolo, Sant'Angelo risponde dindonda. Domenica è sempre domenica, e ognuno appena si risveglierà, felice sarà. È domenica per i poveri e i signori, ognuno può dormire tranquillamente, né clacson né sirene né motori. Si sveglia. Domenica è sempre domenica, parliamo di sposi perché siamo a Siculiana, la città degli sposi. In questo momento sposi non ce n'è, però vedo tante donne di un tempo in abito tipico, hanno un abito tradizionale, che sono intenti a lavare il corredo, così come si lavava fino
a 50 anni fa, credo, è vero? Sì, questo fino a 50 anni fa. Infatti adesso stiamo lavando tutto il corredo della sposa, che consiste in tovaglie di tavola, cuscini. E lo lavate con il sapone a pezzi? Sì, con il sapone a pezzi, infatti stiamo lavando a mano. Poi verranno stirate perfettamente dalle signore messe là sopra e poi le conserverà la sposa per portarle poi nella nuova casa. Ma il corredo, dopo essere stato lavato, steso, quindi asciugato e infine stirato, veniva anche esposto, se non mi sbaglio. Veniva esposto perché era una cosa molto importante, perché la sposa la mostrava proprio come dote, dunque per mostrare quello che lei offriva allo sposo e dunque quello che gli veniva regalato dai genitori. Era la dote della sposa. Un corredo lavorato finemente per anni, perché il corredo della sposa iniziava ad essere preparato proprio quando era bambino. Quando era già piccola, per poter poi arrivare all'età da sposa, così avendo un corredo L'età da marito, che era l'età di 15 anni, 16 anni. giovanissima, sì, non come adesso. Allora, voi state lavando, si sente qui il profumo, Antonio, voi non lo potete sentire, ma qua si sente il sapone, il profumo del sapone. Queste signore che versano l'acqua perché stanno sciacquando, dovete sciacquare? Sì, dobbiamo sciacquare. Ma questa cos'è? Biancheria intima, cos'è? Ci fa vedere che cos'è? Ecco, sono un po' antichi. Sono i mutandoni, rifiniti con il merlet. Quella signora che cos'è? Mutandoni anche questi? La signora che si doveva sposare doveva avere una bella taglia comunque. Vediamo qui le signore che stanno stirando. Cosa state stirando? Camicie da notte, trasparentissime, si concedevano veramente dei vizi. Sì, erano infatti le camicie da notte che si mettevano per le prime La notti. prima notte di matrimonio, me la fa vedere? Scappaletto si chiamavano. Come? Scappaletto. Scappaletto, benissimo, penso che qui sotto c'erano pure gli slip coordinati. Sì. C'erano proprio di forse le stanno lavando. Ecco, quindi poi avete anche la biancheria lì stesa ad asciugare, però qualcuno di voi... magari la signora con cui ho parlato prima, venga, qual è il suo nome? Milena. Milena, allora stendiamo queste mutande. Abbiamo detto di una taglia un po' esagerata. mi dica. Si preparavano grandi perché così potevano servire. Perché no, perché c'era l'idea, dovete saperlo, che appena sposati si doveva ingrassare, è giusto? Venivano preparati già per le evenienze future. Ecco, quindi eventuali gravidanze. Senti, Milena, hai detto? Milena, allora dobbiamo passare da questa parte perché qui avete preparato una tavola, che è la tavola di che cosa? La tavola del matrimonio? Sì, questa è la tavola del matrimonio, quella che veniva essere nella sala. Nella sala non si andava subito dopo il matrimonio, ma bensì nella sera, durante la serata. Infatti qui avveniva la festa principale, in cui non vi erano solamente i parenti più stretti della sposa, ma vi erano anche gli amici, dunque tutti gli invitati alle nozze. Questo è appunto il tavolo in cui si sedevano lo sposo e la sposa. E vi sono tante suoceri? Sì. Perché vedo 4 sedie. Sì, appunto i suoceri. Su questo tavolo vi sono diversi simboli del matrimonio, vi è il vino, che è appunto prodotto locale, e poi vi sono i confetti, che sono molto importanti poiché venivano gettati sia durante il lavaggio, come è stato fatto prima, e sia durante i festeggiamenti. Quindi scusa, io non ho notato, si gettano i confetti quando si lava il corredo? Sì, sia quando si lava il corredo, sia durante i festeggiamenti. Come segno di augurio, di buon auspicio. Di prosperità per la coppia. E appunto ci sono i bicchieri per brindare, e poi venivano offerti questi dolci. I dolci dei matrimoni di un tempo, vediamo quali erano questi dolci. Vieni Antonio a vedere i dolci. Venivano offerti i taralli, sì, i famosissimi taralli e pasticcini secchi. Poi venivano offerte delle fave. Le fave secche e questi? Dei ceci secchi. E il vino appunto. E il vino da bere, sì, poi sì. si ballavano. Sì, si ballava, si cantava, quindi si celebrava il matrimonio. Milena. Ma noi per ricreare quell'atmosfera, oltre a vedere le comari, perché erano comari, ci divertiva più che altro, si lavava sicuramente il corredo, ma era un momento di gioia. Ecco, per stare insieme, socializzazione. Non avete ricreato solo quel momento, ma stanno arrivando in questa piazza una coppia di sposi già maritati, quindi un corteo, come se venissero per andare alla sala, come se andassero alla sala. C'è un corteo che sta qui arrivando per venire a festeggiare, gli sposi ovviamente, il loro matrimonio. Andiamo ad accoglierli, Milena.
sposi sono arrivati! Arrivano a cavallo, non a cavallo, su un carretto trainato da un asino. Sì, come, naturalmente. Era il mezzo di locomozione per eccellenza. Principale, perfetto, sì. Si sono sposati da pochissimo. Da pochissimi minuti, siamo usciti nella chiesa madre. Ah, qua. Il banchetto. Lei che cos'è? Un invitato? Un familiare? Un invitato. Un invitato. Posso fare gli auguri agli sposi, ai novelli sposi? Auguri, come si chiama lei? Nadia. Peppe. Giovanissimi. Giovanissimi. Allora, per Nadia e Giuseppe è stato organizzato un banchetto, ma anche un festino. Quindi godiamoci il festino e anche il banchetto. Prego. Siculiana, città degli sposi, è il tema conduttore della puntata di Domenica è sempre domenica. Noi incontriamo Monsignor Raso, che è l'arciprete della Chiesa Madre di Siculiana dedicata al Santissimo Crocifisso, il quale deve cercare di spiegarci perché tanta gente adesso preferisce, gradisce venire proprio qui a Siculiana e sposarsi in questa splendida chiesa. Mi basterebbe un'alta motivazione di carattere spirituale, che Gesù ci ha amati sino alla follia della croce. Allora gli sposi che cercano di consacrarsi ad un amore folle, quello coniugale nella fedeltà e nella sincerità, hanno bisogno di un riferimento tosto, significativo, importante, basilare. Gesù crocifisso, l'amen del Padre, ci consegna questa prospettiva di un amore che si dona totalmente. Ma evidentemente non è solo questo. Ho visto nel corso degli anni che è cresciuta una forma di rispetto nei confronti degli invitati, per cui col passare degli anni gli sposini pensano che sia più opportuno fare in questo modo, scegliere un sacro tempio bello, addirittura barocco e da contemplare come questo nel quale ci troviamo, e poi magari di supporto la sala dove fanno il trattenimento qui vicino. Qui abbiamo per grazia di Dio nel contesto di Siculiana diverse strutture veramente meritevoli di essere visionate, che corrispondono così, come dire, il corredo essenziale di questa giornata così importante per gli sposi. Padre, come si coniuga però il sacro e il profano? Abbiamo parlato del momento più bello di solito della vita di due persone, che è il momento del matrimonio, con tutto quello che c'è attorno. Qual è la misura? Carissimo, io penserei più agevolmente a coniugare ciò che Gesù ha coniugato con la sua incarnazione, l'anima e il corpo. Pensa che nel Vangelo di San Giovanni il primo miracolo a cui Gesù prese parte furono le nozze di Cana di Galilea, e questo per una prospettiva specifica che San Giovanni nel suo Vangelo volle evidenziare. L'incarnato, che era spirito, diventò carne. La carne deve diventare spirito. Però parliamo un po' anche di questa chiesa. A quando risale la Chiesa Madre di Siculiana? Le antiche vestigia di questa chiesa risalgono all'insediamento urbano di Siculiana, e quindi probabilmente anche intorno al 600, mi riferisco soprattutto alla struttura preesistente del cosiddetto Collegio di Maria.
In tempi più recenti, verso la fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento, la chiesa fu completamente rimaneggiata e prese le forme e la struttura che oggi noi possiamo contemplare, per opera di un grande benefattore di questa chiesa che fu Vincenzo Alfani, il quale pare da una vita purtroppo dissoluta e di peccato volle, dopo un incidente molto grave che colpì la sua famiglia, trasformare la sua vita in un gesto d'amore. Faceva, a quanto pare, lo strozzino, prestava denaro per usura e diede tutto quello che aveva accumulato per la costruzione e la realizzazione di questo bellissimo sacro tempio. Federico II di Borbone, in visita al Regno delle Due Sicilie, entrando in questa chiesa, borbottò, è il caso di dirlo, che bel tempio, ed è quello che voglio sottolineare per gli sposi che ci stanno ascoltando. Padre, prima di tornare ancora una volta agli sposi, c'è anche una peculiarità legata a questa chiesa, che è quella di, come dire, di una memoria che risale addirittura agli ebrei. Sì, ci siamo addentrati nel percorso, abbiamo superato già il battistero, e nel battistero, fatto unico di questa chiesa, rigorosamente a croce latina, il battistero è un corpo a sé stante, un tempietto a sé. Nel battistero abbiamo una testimonianza di una famiglia del mondo ebraico che, subendo la diaspora, probabilmente si alloggiò nella terra ospitale di Siculiana dei principi di Chiaromonte, e qui stette per molto tempo, tanto da lasciare alcune vestigia significative di questa presenza. Il battistero, che noi oggi utilizziamo come battistero proprio col significato che il battesimo ha di lavacro spirituale, originariamente fu una vasca per le abluzioni, alle quali abluzioni gli ebrei erano tenuti prima di entrare al sacro rito. Con questa vasca per le abluzioni si lavavano, adesso i figli di Dio vengono rigenerati nell'acqua del battesimo. Padre, ritorniamo al tema conduttore di quella che è la nostra trasmissione, gli sposi. Qual è il suo augurio per tutti coloro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi verranno qui ad essere consacrati nel sacramento del matrimonio? Il mio augurio è anche una proposta. Io cerco di trasmettere a loro fin dalle prime battute una grande serenità. Metto a servizio tutto quello che il santuario e la parrocchia del Santissimo Crocifisso, con bravi laici molto impegnati, può dare, perché ogni evento matrimoniale possa risultare l'evento della loro vita. E questo nei termini della natura, cioè per tutti i risvolti di carattere umano, ma anche dal punto di vista della grazia. Mi fa piacere ricordare che l'anno cruciale dei matrimoni in santuario è coinciso anche con l'anno di grazia del Signore, il grande giubileo del 2000. Siculiana, città degli sposi, facciamo ancora una volta un tuffo nel passato. Siamo con il signor Antonino Siracusa. Il signor Siracusa per tantissimi anni ha fatto il bracciante agricolo, quindi ha lavorato i campi. Sì, lavoravo nei campi, ma però al medesimo tempo per guadagnare qualche soldo. Ecco, però, oltre a lavorare nei campi, si dilettava anche a realizzare questi lavori che adesso noi vi facciamo vedere. Riusciva anche a guadagnare qualcosa in più con questi lavoretti. Per mangiare, per non rubare, certo. Allora, signor Siracusa, lei ha realizzato e realizza degli ottimi panieri. Questi sono dei panieri, no? Sì, panieri. Venga qua, avviciniamoci. Questi li ha realizzati tutti lei? Sì, tutto. Allora, come vengono realizzati questi panieri? Ma questi vengono realizzati, scusate. Aspetti un po', sì. Beh, ecco, ci sta facendo vedere... L'inizio. Sì. Questo è l'inizio di una bacchetta che si può bruciare, Poi all'ultimo vengono questi
Vengono questo tipo di lavori? E questo tipo di lavori, sì. Quanto tempo impiega per realizzare per esempio un paniere come quello? Ma noi non guardiamo l'orario, 2 ore, 2 ore e mezzo, avendo tutto a posto. C'è molta richiesta oggi di questi panieri? No, No. no, Non, no. quindi lei li fa così? L'ho fatto, non ne faccio più. Non ne fa più? Questo è per far avvidere alla RAI, alla provincia di Agrigento, il sindaco come me l'ha detto, di non perdere questa arte. Non perdere questa Certo, deve farla ir avanti per i giovani volendo. Ci vuole molta pazienza però. Oh, assai. Questo invece, aspetti un attimo, Deve essere una pannara di feretto, e meglio l'ho fatto per raccogliere le lumache e un piacere che mi passa via. allora, qui noi mettiamo le lumache che andiamo a raccogliere, Sì, a raccogliere. però si usa anche o si usava No, questo l'ho fatto per me perché non le uso a nessuno. solo per le lumache, ma una volta si usavano queste cose, vi diceva lei prima, per mettere Queste pannare di feretto. i cacciatori mettevano dentro, aspetti un po', aspetta, piano piano, questo? Questa è la pannara di feretto. Ah, è questo dove si mette il feretto. Feretto, sì. I cacciatori mettono qui ecco, per andare a caccia, certo. Lei ci va a caccia? Ma io ce l'ho portato d'armi, ma... Non ci va a caccia, no. Quanto costa uno di questo, per esempio? Ma questo 30.000 euro l'uno si vendono ma non pagano niente. Questa qua non la vendo perché c'è un ricordo di uno, non la vendo per... Non ne faccio più perché non la pagano. Basta, quindi dice lei, io preferisco tenermeli a casa. Questo, aspetti un po', aspetti. Cosa sono questi? Questi sono che piglio un mazzetto di fiori, prendo un mazzetto di fiori, le metto dentro con l'acqua e metto alle morte, no? Ho capito, quindi... Volendo, ma non devono nessuno ucciso. Ma solo con niente. Siamo rovinati. Questi, no, rovinati. No, sto scherzando. Certo, essendo che non ne vogliono più sapere, no? Ma forse... Devono sapere, mangiare, bere e basta. Ma forse perché questi prodotti dell'artigianato sono delle creazioni artistiche a tutti gli effetti, magari sono poco conosciuti. Usano il bicchiere. Usano il bicchiere, dice lei, non... Sì. Però vuole mettere lei una cosa di queste? Per me, c'ho tanta familiare morti e ci porto questo. Mi pare giusto, va bene. Ma penso che abbiamo fatto vedere tutto. Abbiamo fatto... Sì, cos'è? Questa è la corda di Giummarra. Questa è la corda di Giummarra. Eccola qua, la corda di Giummarra. Per fare le scope. Anche per le sedi. Per le sedie, sì. Perché l'ho fatto di 2 qualità io, guarda, di 2 qualità. Una qualità bianca. Aspetti un po', ecco. E una qualità rosa verde. Allora, questa è quella verde che serve per le scope? Per fare le segge. Per fare le segge. Ecco. E questo è una parte e questa è un'altra parte. E questa è l'altra parte. Sì, e vengono mischiati. Vengono mischiati i colori, ho capito. Come un amico gentile, il campanile della chiesa mi risvegliava al mattino.
Siamo al centro sociale di Siculiana, un punto di riferimento per tutti coloro che in questa comunità amano la cultura, amano l'arte, un punto di riferimento per tanti ragazzi delle scuole di questa città, ma anche per artisti, scrittori e quanti altri si interessano di storia locale, tradizioni popolari. Accanto a me il dottor Franco Caruana è il direttore della biblioteca e il sovrintendente di questo centro. Allora, dottore Caruana, come funziona questo centro? Che cosa trovano grandi e piccini che si recano presso il centro sociale di Siculiana? Allora vorrei iniziare, intanto voglio porgere un cordialissimo saluto alle telecamere di Teleacragas che quest'oggi ci danno l'onore di una loro visita. Per quanto riguarda la funzionalità del centro sociale posso dire che io lavoro qui dentro da quasi 3 anni e diciamo in questi 3 anni abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo dato spazio allo sfogo artistico di tutti i nostri ragazzi, ma non solo dei ragazzi, anche delle persone grandi, di coloro che si interessano di teatro e di spettacoli in genere. Infatti se notate le pareti della biblioteca sono colme di manifesti di cose che abbiamo fatto qua nel nostro teatro. E a detta di molte persone questo piccolo ma per noi grande teatro è veramente il biglietto da visita del nostro comune, perché riesce a manifestare l'arte in tutti i sensi. Dottore Caruana, lei aveva un grande piacere di presentarci alcune delle realizzazioni che si sono fatte qui a Siculiana, che sono soprattutto dei libri, siamo dentro una biblioteca e quindi è normale presentare dei volumi. Di cosa si tratta? Intanto io devo dare principalmente merito ad alcune docenti della scuola media che con i ragazzi, specialmente delle terze classi, hanno fatto dei bellissimi lavori qua, lavori di ricerca sulla storia di Siculiana. Oltre ai ragazzi abbiamo i libri scritti da autori siculianesi. Possiamo iniziare con Giuseppina Mira, poetessa ormai famosa per aver acquisito tantissimi premi, ha scritto Crisalidi di farfalla e All'ombra della luce. Avremo modo adesso di incontrarla e di parlare anche con lei. Abbiamo il dottore Tonino Casatuto che ha scritto La costa siculianese, è un libro che oltre a parlare delle spiagge di Siculiana parla anche un po' di storia antica di Siculiana. Poi abbiamo il professore Bisti che ha scritto I Turiddi del Lume Paesi, Lo Crucifisso di Siculiana e Lo Munno Caserria. Abbiamo anche Paolo Fiorentino che ha scritto il libro Siculiana racconta, il cui inizio c'è una frase bellissima che dice che l'uomo che non conosce le proprie radici è un uomo che non conosce il proprio passato. Il dottor Tonino Casatutto, scusatemi se passo attraverso la telecamera così e giro le spalle, ha scritto un bel libro che è La costa siculianese, che è questo libro che qui vediamo. Di che cosa parla questo libro, dottor Casatutto? Allora, questo libro, devo dire che io quando l'ho scritto non credevo di arrivare a tanto, perché da che cosa è scaturito? È scaturito da una semplicissima e banalissima ricerca che ho fatto alle scuole superiori e poi piano piano, come spesso capita, la cosa mi ha preso e ho continuato le ricerche e niente, è venuto fuori quest'opera. La costa siculianese, viaggio alla scoperta di un litorale esclusivo del Mediterraneo. Quanti non lo conoscessero, Siculiana ospita la costa di Giallonardo, delle Pergole, sono tutti luoghi molto rinomati e molto conosciuti soprattutto da persone che vengono da fuori, da un po' da tutta Italia. Forse molte persone che vivono in provincia di Agrigento non conoscono queste splendide spiagge, ma sono ben conosciute da turisti che vengono da fuori della Sicilia. Intanto devo dire che Monterosso, quindi la spiaggia delle Pergole e Giallonardo non fanno parte del comune siculiano, sono comune Realmonte, mentre comunque orbitano nel nostro territorio. Noi comunque abbiamo senza dubbio Torre Salsa, che un poco tutti ci invidiano in provincia. È riserva naturale del resto. È da un anno ufficialmente riserva naturale affidata ad un ente gestore. Sulla costa siculianese il comune di Siculiana punta tutto per lo sviluppo economico, sarà sicuramente quello turistico che verrà dal nostro litorale. E quindi iniziative come questa, la pubblicazione di un libro, possono aiutare il comune di Siculiana a valorizzare ancora di più la vostra costa.
La signora Giuseppina Mira, ne abbiamo parlato poco fa, il dottor Caruana aveva fatto cenno di alcuni libri, è una poetessa, quindi scrive poesie. Sì, senz'altro, per me la poesia è vita, e la vita è poesia. Per me la poesia è ricerca di armonia interiore, esteriore, e io mi ispiro a valori quali la libertà, la pace, la fratellanza, l'amicizia, la famiglia, e cercando di suonare i giovani a vivere all'ombra della luce, nella consapevolezza che la dignità di ogni uomo è luce e ognuno di noi quindi non la deve oscurare. E sprono i giovani a leggere le poesie di tanti poeti per vivere in modo eccezionale la vita normale di tutti i giorni, sfruttando al massimo le loro potenzialità. Per me la poesia è impegno civile, aveva ragione Leonardo Sciascia riferendosi alle opere in genere di poesia e di narrativa quando diceva che la scrittura non è né orpello né belletto, ma è strumento di redenzione, ed io sono perfettamente d'accordo col grande Leonardo Sciascia. Sono parole che naturalmente di cui sentiamo il bisogno di questi tempi, signora Mira, mentre invece il dottor Vincenzo Caruana, poco fa ci diceva Franco Caruana, che è un omonimo, non so se è parente o meno, addirittura. E allora di dare la parola a mio padre, perché volevo ritornare sul libro Rimembranze di due vecchietti innamorati, perché sono stato io a spingere mio padre a mettere insieme tutti i suoi ricordi, che più che altro sono ricordi musicali, che mio padre, forse adesso te lo dirà lui, è stato per ben 30 anni a Montreal, in Canada, e in questa città, diciamo, ha vissuto una vita tra la musica e in mezzo ai musicisti, e ha avuto il momento culminante di questa sua carriera musicale andando a partecipare al Festival della canzone italiana in Canada, dove si è classificato al 3° posto. Allora, lasciamo parlare il suo padre, dottor Caruana. Modestamente ci tengo a precisare che... Capisco l'orgoglio del figlio, però... Sì, io ringrazio anche mio figlio. Dunque, io ci tengo a precisare che eravamo 1300 concorrenti, la mia canzone è stata classificata al 3° posto. E quindi è sicuramente una bella soddisfazione. Dunque, porta il titolo di Alfonsina, che sarebbe il nome di mia moglie. E quindi migliore gratificazione per sua moglie non poteva essere. Ho visto anche le musiche, le danze del gruppo folcloristico friulano, che proprio è un... Com'è nata la sua passione per la musica? Ma io da ragazzo suonavo il mandolino, da bambino mi hanno comprato un mandolino, poi sono stato nelle bande, suonavo il clarinetto, nelle militari, sono stato 3 anni nell'Emilia per gli spettacoli per le forze armate. Sono stato sempre un pochettino attratto dalla musica, non ho potuto arrivare ad elevati gradi, ma insomma così. Va bene, insomma bisogna accontentarsi. Complimenti dottor Caruana. La professoressa Giuseppina Parisi invece è la coordinatrice di tutti questi ragazzi che avete avuto modo di vedere nelle immagini. Professoressa, è facile, come dire, svolgere il proprio ruolo di insegnante quando si hanno strutture come questa che in qualche modo aiutano i ragazzi ad uscire fuori da quello che poi diventa la routine della scuola? Sicuramente il centro sociale è da considerarsi un posto, una struttura preziosissima, sia per quanto riguarda l'insegnamento, perché noi portiamo i ragazzi spesso a leggere il quotidiano, a fare approfondimenti o anche semplicemente a studiare qui al centro sociale, che è una struttura diversa dalla scuola, quindi i ragazzi sono ancora più motivati, più stimolati. E quindi soprattutto avendo un posto dove andare, di solito nelle piccole comunità come le nostre, insomma, come i piccoli paesi della provincia di Agrigento, diventa importante anche per la tranquillità dei genitori. Sicuramente il pomeriggio vengono qua anche, vengono a farsi i compiti, a consultare testi, e poi mi premeva dire che questa struttura è importante perché noi qui realizziamo operativamente le attività e i progetti che di solito facciamo durante il corso dell'anno scolastico, progetti che sono curriculari ma anche extracurriculari, e poi realizziamo l'importantissimo rapporto con i genitori, gli enti esterni, le istituzioni, quella che noi chiamiamo quella orizzontale, ecco, la continuità orizzontale tra scuola e enti esterni. Professoressa, sentiamo i ragazzi allora.
Tu come ti chiami? Dalila. E che cosa hai in mano? Cosa stai leggendo? I misteri della giungla nera. Emilio Salgari è l'autore di Sandokan. Sì. Quanto tempo passi tu qui al centro sociale? Dopo finisco di farmi i compiti, vengo a leggere dei libri, a studiare. Ho capito. E invece la tua amichetta qua accanto? Come ti chiami? Jessica. Tu cosa stai leggendo? Io sto leggendo La caduta di un impero. Anche tu, Emilio Salgari? Quindi queste avventure vi piacciono tanto? Sì, moltissimo. Mentre invece arriviamo ai maschietti, quali leggono tutto sport? Siete juventini, milanisti, interisti? No, io milanista. E come ti chiami? Massimiliano. Il Milan come va per ora? Ha cambiato allenatore da poco? Un po'... Con Ancelotti come andrà? Ma spero bene. Tu invece ti chiami? Nico. E Nico, tu chi per chi tifi? La Juventus. La Juventus. Scusa, c'è una foto di Ronaldo con Vieri e tu tifi Juventus? Certo. Ma va male però quest'anno mi pare. Ora sì. Ora sì, e speriamo che vada meglio. Queste altre due ragazze invece si chiamano? Erika. Giusy. E cosa leggete? Io stavo leggendo invece delle informazioni che per quanto riguarda l'euro che entrerà nel 2022. Secondo te invece chi avrà più difficoltà? I giovani, i meno giovani o gli anziani con quest'euro? Gli anziani. E invece no, secondo me gli anziani avranno meno difficoltà perché sono abituati ai centesimi e noi non lo siamo. Comunque continuiamo questo giro e andiamo a conoscere gli altri ragazzi che frequentano il centro sociale. Tu ti chiami? Giovanna. E cosa stai leggendo di bello? Nel Corano. E come mai ti è venuto questo interesse a leggere il testo sacro degli islamici? Perché con la professoressa di lettere abbiamo iniziato a studiare la religione nel mondo musulmano, quindi mi è venuta l'idea di leggere il Corano, almeno farmi un'idea di che cos'è la religione musulmana. Hai già letto alcune pagine? Hai già un'impressione oppure ancora hai letto poco per poter... Perché è una cosa molto complessa, diciamo. Mentre invece qui abbiamo un altro classico, Théophile Gautier, il Capitan Fracassa, letto da chi? Giuseppe. Giuseppe, tu quanto tempo passi al centro sociale? 3 ore, 4 ore, dopo quando finisco i compiti. Ho capito, insomma ti resta molto tempo libero, quindi sei molto sollecito a fare i compiti. Tu come ti chiami? Danilo. Danilo, tu invece cosa preferisci fare quando vieni qui al centro sociale? Leggere libri di narrativa, leggere il quotidiano, così ci informiamo su quello che accade in tutto il mondo. Ti piacciono di più i libri o i giornali? Cosa preferisci? Qui abbiamo invece gli ultimi due, tu come ti chiami? Giusy. E cosa anche tu il Corano, lei c'è il volume secondo, tu c'è il primo. Poi ne parlerete assieme. Naturalmente. Ecco qui invece come ti chiami? Valerio. Valerio che legge il Giornale di Sicilia, si informa un po' su quello che succede dalle nostre parti. Sì. Il fatto che i ragazzi qui frequentino la biblioteca e il centro sociale è sicuramente va a merito di chi la dirige. Prego, dottor Caruani. La vita è una brezza che accarezza le guance o una bufera che sferza il viso. Sta a voi, figli miei, vedere il cielo brillare o fuliginare, gioire per il radioso albeggiare o trepidare per il cupo temporale. Se dipanate le paure e non le aggrovigliate, se intrecciate fili d'amore e mai d'odio, se chiudete nei recinti il rancore e liberate il perdono, se sterminate l'onestà e bruciate la realtà, quando varcherete la soglia della giovinezza, entrerete nella casa della pace e spalancherete le finestre alla felicità. Davanti alla casa ci sarà un'altalena e voi esulterete quando vi porterà in alto, ma non perdete l'entusiasmo quando vi porterà in basso, perché tornerà ad alzarsi e volerete sulle difficoltà di ogni giorno. Domenica è sempre domenica, siamo in piazza Umberto I a Siculiana e siamo giunti all'angolo della gastronomia, sindaco. Sì. Iniziamo subito con il primo stand che è stato allestito, leggo De Gustibus. Allora, De Gustibus è un artigiano che lavora, trasforma tutti i prodotti tipici di Siculiana, prodotti agricoli e prodotti del mare, perché lei come sa noi abbiamo una tradizione sia agricola che marinavesca. E quindi lui lavora tantissimo, è conosciutissimo in zona
Infatti non è presente oggi qui perché è in fiera. È fiera a Firenze, quindi non si trova qua perché è fiera a Firenze, quindi ha portato un qualcosina per essere presente, solamente per essere presente. E io qui infatti vedo le olive, i pomodori secchi, le chiappe così. Sì, le chiappe. E questo cos'è? Pesce? Mi dica. Patè, faccio io per Gerlando Piro perché è un carissimo nostro amico. Sono delle tartine con patè di pesce spada locale, fresco, creato da lui stesso. Quelle sono delle chiappe così chiamate di pomodoro, vengono essiccate diciamo nel periodo estivo quando c'è la produzione e poi vengono lavorate da lui stesso. Suo nome? Io sono Peppe Palermo, uno dei titolari della Ginestra, come vedete qui alle mie spalle la nostra insegna, la pizzeria Balera è il ristorante che si trova in Contrada Capo, vicino all'agriturismo, una villa del Settecento, sì, settecentesca, del Banoignello. Siamo alla parte bassa, è un locale che è aperto da poco. Un locale grandissimo. Sì, abbiamo una balera all'aperto che è immensa, circa 1000 metri quadrati di spazio, più 200 posti a sedere chiusi e aperti anche l'estate. Cioè Divertimento per tutti, per grandi e piccini. Perfetto, come facciamo pure banchetti, cerimonie e tutto quanto. E oggi che cosa ci ha portato? Oggi presentiamo la cucina, noi ci siamo diciamo, dedicati più alla cucina tipica della nostra zona, non quello che realmente diciamo, facciamo noi, perché facciamo questo ed altro. Ad esempio sono tutti piatti tipici e piatti poveri, perché se ricordiamo un po' i nostri antenati o quelli prima di noi mangiavano tipo dei pasti completi a poco prezzo, tipo pane fritto con l'uovo, un alimento completo. Poi come dolci usavano lo stesso pane però fatto con lo zucchero, quindi si spendeva sempre poco. L'insalata d'arancia, che sarebbe il nostro sorbetto siciliano, arricchita di olive, pecorino nostrano, cipolla e finocchio. Poi abbiamo la pasta con ceci, che questa è la nostra specialità del locale, sono tutte roba nostrana. Questa è la classica colazione, diciamo paesana, quindi quando non esistevano i biscotti. La tazza di latte. Ecco, i cereali, il pane minuzzato, come si suol dire, con zucchero e latte fresco. Il nostro vino, l'olio è vino sempre prodotto nella nostra zona qua di Siculiana, che come ripeto noi siamo grandi produttori di vino e olive, quindi d'oliva ovviamente abbiamo l'olio extravergine, messo, che fa condire tutti i piatti che voi presentate, quindi una cucina tipica, melograno e arance di questo periodo, quindi una cucina sana, particolare, tipica, gustosa e un grande divertimento. Grazie, ok. La Scogliera ha preparato un banchetto che va dall'antipasto al dessert. Signor Paolo, partiamo dagli antipasti e vedo mare, molto mare. Sì, è la nostra una cucina tipica siciliana e lavoriamo rigorosamente col pesce fresco locale. Allora, gli antipasti, c'è questa pepata di cozze, ci sono i polipetti, c'è questo misto mare con delle cozze, insalata di mare, acciughe marinati, gamberetti in salsa rosa e questa pannocchia. Poi c'è queste frittelle che sono delle frittelle con acciughe e salvia. E poi passiamo ai primi piatti. Passiamo ai primi piatti. I primi piatti, allora queste sono delle linguine al pesto e gamberetti e pinoli. Questi sono i spaghetti al nero di seppia, questo è un risotto con funghi, prataioli e porcini e gamberoni. Questa è la famosa pasta con i ricci, che è il mio cavallo di battaglia, e questo è un piatto nuovo che stiamo cercando di lanciarlo proprio oggi, che l'abbiamo... Presentazione in anteprima, benissimo, ci spieghi la ricetta di questo piatto? Questa è una gramigna alla siculianese, in pratica con la zucca, gamberoni e vongole veraci. E poi quello è un altro primo piatto che sono delle casarecce verdi di pasta fresca con mandorle, pistacchi, gamberi e zucchine. Il tocco tipico della zona, pistacchi, mandorle. Tutti aromi e profumi della nostra terra, certo. Secondi. Allora, i secondi abbiamo la grigliata che è già pronta a gustare, poi c'è questa zuppa di pesce e poi c'è questo pesce che è già pronto a farlo all'acqua di mare oppure alla griglia. I sorbetti vedo da quella parte. Sì, allora il primo, quello verde, è un sorbetto di limone e salvia, mentre quello giallo è un sorbetto al fico d'India. Il dessert, allora questa è una coppa chiamata la Romina, perché la signora che prepara questi dolci è la signora Romina. La signora Romina e lei la signora, quindi
un dessert che porta il suo nome, dolcissimo, è veramente un privilegio, un privilegio. Allora, dei dolci me ne può parlare lei, quindi la coppa romina? La coppa romina è fatta con pan di Spagna, uvetta sultanina, cioccolato, ciliegie, mandorle e pistacchio tritato. Diciamo, poi c'è il caffè dentro, affogato, diciamo. Tutto affogato nel caffè. Sì. Diciamo, un applauso. Andiamo avanti per andare a conoscere un'altra delle tante realtà gastronomiche presenti sul territorio qui a Siculiana. Vado ad incontrare chi? È il signor Lovecchio. Qui parliamo essenzialmente di pasta fresca. Pasta fresca, sì. Abbiamo i ravioli, spinaci e ricotta, le casarecce agli spinaci. Sono queste le casarecce? Poi abbiamo le tagliatelle all'uovo, sempre le tagliatelle con spinaci. Abbiamo pure i cavati, i bucatini, gli spaghettini, sempre parlando di pasta fresca, e abbiamo pure le tagliatelle con spinaci. Quella è una pizza rustica? Sì, è una pizza rustica con pomodori. Le chiappe? Le chiappe, sì, le famose chiappe. Queste sono? Queste sono Come le chiamate? Me lo dica come le chiamate veramente, mi devi dire. Bugliolate le chiamate. Bugliolate. Sì. In ogni paese un nome, una forma, un colore, una dimensione. Quelle di Siculiana sono ancora una volta diverse rispetto a tutte quelle che abbiamo incontrato. Sì. Bene. Ogni paese hanno praticamente un nome diverso, in altri paesi chiamano pure mischiate. Sì, imbriulati, ne abbiamo incontrati veramente di tutti i tipi e di tutte le misure. Grazie. Allora signora, la cosa che mi incuriosisce sono queste forme di pane vestite come delle bambole. E per le avete vestite? Essendo per l'occasione degli sposi abbiamo fatto pure lo sposo e la sposa. Lo sposo, quindi sono i due pupi dedicati allo sposo e la sposa. Evviva la creatività! Ma è tradizione farlo? No, di solito si fa il pane per l'offertorio degli sposi. Che è questo qua? Oppure le fedi nuziali. Ah, quelle sono le fedi? Sì, che si portano durante l'offertorio della chiesa, ma le altre cose sono quelle che si vendono giornalmente. Giornalmente, quindi pane di tutti i tipi? Beh sì, pane di San Giuseppe, con sesamo. Pane di San Giuseppe, signori, vi faccio vedere. Con sesamo e paparina. Sì, perché in ogni paese c'è una tradizione particolare nel prepararlo. Sono i panini quelli che si fanno per Sant'Antonino. Questi di qua? Questi si benedicono per Sant'Antonino, per le festività. Poi i dolci tradizionali tipici. I chinura di Natale che si fanno ora per Natale. Quali? Questi qua. Come li hai chiamati? Chinura. Chinura li chiamate? Le buccellate sono. Non lo so voi come li chiamate. Ripieni con mandorle, con fichi oppure con zuccata. Ah, con la zuccata. Bene, grazie signora. E il signor? Allora io sono Alessandro, mi chiamo Alessandro. Allora, è la pasticceria tipica siciliana e abbiamo qua la frutta di Marturana con pasta reale e poi abbiamo la cassata siciliana con la frutta candita, la classica cassata siciliana, e ci sono poi i cannoli sempre con la frutta candita. Cuciti anche con il pistacchio, vedo, per passare poi alle paste secche. E infatti le paste di mandorla che sono da quella parte. Ecco, se li possono inquadrare, possono fare vedere. Non c'è solo pasta di mandorla, ma ci sono anche delle sfogliatine, vedo, fatte con la mandorla. Infatti, sì. Tipico, pasticcere, salve. Come ti chiami? Mi chiamo Antonio. Antonio, come si chiamano questi dolci da voi? Queste sono i tegoline. Sono allora mandorla tagliata sottile, poi ci sono un pasto con miele e zucchero. Poi infornate viene così. Viene così. Tu hai detto che viene così, ma guarda, vengono che sono la fine del mondo, altro che così. Allora, abbiamo le cassate siciliane tipiche. Sicuramente la nostra tradizione, sono buonissime, ve lo posso assicurare perché io quest'estate me ne sono fatta veramente una scorpacciata. Grazie anche a voi, ancora dolci, e questa volta lo facciamo con la pasticceria Pinzarrone. Salve, il tuo nome? Vincenzo. Allora. Qui c'è una cesta ricchissima di dolci. Io inizio subito dal dolce che mi incuriosisce di più. Questo, che cos'è? Allora, queste sono delle tegole di mandorla, sono dolci. Sono a forma di tegole proprio? Sì, proprio sono a forma di tegole, le guarda, hanno una forma... Ci possiamo fare anche una casetta? Sì, ci mancherebbe. C'è qualcuno che ha fatto il presepe di cioccolata, magari potresti anche fornire le tegole. Le tegole ci mancherebbe. Poi abbiamo una serie di dolcini tipici con la quale anticamente si festeggiava pure il matrimonio, i tarallucce e vino finiva. Poi abbiamo una serie pure di dolcini di mandorla. Con pistacchio? Pistacchio, questi sono dolcini di mandorla con le mandorle affettate. Scaglie? Poi abbiamo questi cosa sono? Mostaccioli di vino cotto. Poi abbiamo i moscardini pure.
sono questi? Ci sono queste qua sì, che hanno svariate forme, o meglio si dicono pure ossa di morto. Sì. Poi abbiamo buccellate, queste sono. Ah, questa è una buccellata? Buccellata dove all'interno abbiamo i fichi secchi, poi abbiamo pure dei pezzetti di arancio, il pistacchio, gocce di cioccolato, sì, le mandorle per decorare diciamo. E poi pure abbiamo della cannella. Bene. Grazie anche Okay, a grazie te. a lei. Concludiamo con l'ultima tavola, ti dicono di non toccare amore mio, però te li puoi mangiare, lo puoi prendere, prendilo Gioia. Con l'ultima tavola, quella dedicata al banchetto tipico degli sposi. Signora, lei è la signora? Palillo. Signora Palillo, cosa avete preparato? Intanto vedo la torta. Abbiamo preparato qui la torta nuziale, poi la tipica cassata siciliana, una torta di ricotta con pistacchio, un cuore di mandorla, e pasticcini al pistacchio, mandorla e cioccolato bianco e mandorla e cioccolato nero, poi la torta Sant'Onore, e abbiamo fatto un dronghetto con cioccolato e pasta reale. Signora, io so che le cassate siciliane vengono spedite dalla Sicilia in tutto il mondo. C'è stata mai una richiesta di una torta nuziale, ma non la classica torta, ma la cassata? Sì, ne abbiamo spedita 2 settimane fa proprio ad una coppia siciliana in Germania. Hanno voluto 10 cassate decorate a livello nuziale, però all'interno era la tipica cassata siciliana. Bene, chissà, un'idea anche per voi sposi che siete lì in ascolto. L'angolo della gastronomia si è qui esaurito, e dico abbondantemente esaurito. A voi la linea! Questo era l'applauso del centro sociale di Siculiana a Davide e Martina, se non sbaglio, vero? Sì. Quando è nata questa voglia di ballare, Martina? Vedendo Buona Domenica, come t'è nata? Mi è nata così perché i miei genitori prima ballavano. Cosa ballavano i tuoi genitori? Cosa? Valzer, tango, latinoamericano? No, latinoamericano no. Tu cosa preferisci? C'è 2 balli. Ma Davide è un buon cavaliere? Sì. E tu cosa ne pensi di Martina? Bene. Bene, questi ragazzi fanno parte della scuola di danza Dream Dance, scusate se ho avuto un momento di dimenticanza, e vorrei qui sul palco Giuseppe Aquilotti e Patrizia Cannella che la dirigono, una bella realtà di Siculiana che raccoglie tantissimi ragazzi piccoli e grandi. Ne avete visti alcuni che si sono già esibiti su questo palco in un bel mambo, in un cia-cia-cia, e poi eccoli qui accolti dall'applauso del pubblico di Siculiana. Giuseppe, mi metto in mezzo, permettete, divido questa bella coppia assieme anche nella vita? Sì.
Ah, e quindi insomma scusatemi se mi permetto di dividervi momentaneamente. Da quanto tempo è nata la Dance Dream? Allora, Dream Dance è nata da 3 anni, però noi già ballavamo sotto un altro maestro dall'89. Ho capito, ed è frequentata da grandi e piccini? Sì, partono dai 4 anni e poi a seguire fino a 50 anni, 60 anni. Ho capito. Posso permettermi di chiedere a Patrizia qual è il ballo che preferisce? Il tango, infatti la faremo vedere proprio oggi. E con chi? Il cavaliere chi sarà? Sarà Giuseppe? Sì. Ah, e quindi è inevitabile. Cosa ci hanno fatto vedere i ragazzi prima? Allora, il primo gruppo era un gruppo di Siculiana, hanno fatto vedere un mambo. E il secondo gruppo era di Realmonte, hanno fatto vedere un cia-cia-cia e loro hanno eseguito un altro cia-cia-cia. Quindi è una scuola che si apre anche ai paesi vicini, non solo a Siculiana? Sì, sì, non è solo a Siculiana ma nei paesi limitrofi, diciamo. Adesso abbiamo anche un secondo momento di spettacolo, che cosa ci proponete? Allora, un valzer lento, un cia-cia-cia, un tango e un altro cia-cia-cia. E allora a voi la scuola Dream Dance di Siculiana. Mamma, enséñame a bailar, que le vengo a gustar, que conozca la cultura, que me gusta, quédate, no me vas a mirar, tres pasos no de tú, Complimenti di Domenica e sempre Domenica. Torniamo allora in piazza Umberto per Domenica e sempre Domenica. Domenica e sempre Domenica, Siculiana, città degli sposi, e io sono accanto al maestro Giacomo Consolo, la torre dell'orologio. Ecco, sono le? Maestro? 7. Sono 19. Sono 19. Beh, va da sé che naturalmente stiamo registrando questa puntata di Domenica e sempre Domenica. Dunque, dicevamo, Siculiana, città degli sposi. Quando ci si sposa c'è di tutto, c'è, come abbiamo visto oggi, la limousine, o ci può essere anche il carretto siciliano come una volta. Ma fa sempre così? Purtroppo sì. Purtroppo anche per gli abitanti qui della zona, anche nelle ore notturne, insomma. Sempre, ho capito. Va bene, allora, dicevo, c'è di tutto, ma vi è mai capitato che qualche coppia di sposi chiedesse per il matrimonio la banda? Ma una volta veramente è capitato. Era un ex componente comunque della banda che a fine celebrazione davanti alla chiesa ha chiesto proprio... La banda ha suonato? Certo, sì. E cosa sì. ha suonato la banda? È una marcia militare molto allegra. Una marcia militare molto allegra, certo. Ci voleva, ce n'era di bisogno, vista l'occasione. Va bene, allora,
naturalmente noi ci permettiamo di scherzare con il maestro Giacomo Consolo, che tra l'altro, guardate un po' come, veramente come è piccolo il mondo. Io ho scoperto, ma solo pochi minuti fa, essere figlio di un altro maestro Consolo che ho conosciuto ma tantissimi anni fa, quando lui forse non era nemmeno nato. Quanti anni ha, maestro? Quasi 24. 24 anni, è una vergogna, basta, non parliamo, è una vergogna per me, perché quindi ne approfittiamo anche per salutare il papà di Giacomo, va bene? Grande trombettista. Sì. Suona ancora la tromba? Ma adesso no, purtroppo, per niente. Però grande trombettista. Sì. Ecco. Dunque, parliamo invece di questa banda, dove vedo ci sono dei giovanissimi, ragazzini. Sì, sono tutti allievi e non, perché c'è qualcuno anche un po' più grande. Sono proprio bravi, vedo che vengono seguiti anche con particolare cura e con particolare attenzione. È un'associazione la vostra? Sì, da poco ci siamo costituiti, anche associazione, anche se la banda, questa attuale banda è nata nell'87, il debutto è stato fatto nell'estate 87. Comunque chiaramente qui la tradizione bandistica ha radici antichissime, molto antiche, come d'altra parte un po' in tutti i paesi della Sicilia. E allora maestro, adesso cosa ci proponete? Allora adesso vi propongo la colonna sonora del film Ben-Hur, che noi ascolteremo con tantissimo piacere. D'accordo? D'accordo. E allora l'associazione musicale Vincenzo Bellini, banda Vincenzo Bellini di Siculiana, diretta dal maestro Giacomo Consolo. Prego. Bella iniziativa qui a Siculiana è quella realizzata dai volontari che mi stanno accanto. Ci troviamo al centro diurno di Siculiana, che viene utilizzato come sede da parte della Confraternita della Misericordia e da parte dell'Associazione Donatori di Sangue. Accanto a me ho i due rappresentanti di queste associazioni, il governatore della Confraternita Misericordia, la signora Antonietta Grisati, e il dottor Antonino Mazzala, che invece rappresenta i donatori di sangue. Per ragioni di cavalleria lei mi permetta, inizio con la signora Grisati. Allora signora,
La vostra associazione di cosa si occupa a Siculiana? Allora, la nostra associazione si occupa praticamente di tutte le attività che riguardano il socio-sanitario. La nostra prima attività è l'attività di pronto intervento. Infatti, innanzitutto bisogna sottolineare che la nostra associazione Misericordia di Siculiana opera nel paese dal 1995 e siamo affiliati con la Confederazione Nazionale che ha sede a Firenze. Quanti volontari conta la vostra associazione? I nostri volontari sono pressappoco 140, di cui 30 sono autisti e svolgono l'attività di volontariato come autista 24 ore su 24 ore. Quindi avete dei mezzi, avete un'ambulanza? Non solo, abbiamo un'ambulanza che ormai è destinata ad andare in pensione, tra virgolette, e circa tra una settimana arriverà la nuova ambulanza che con tanta fatica e con tanto amore i nostri siculianesi hanno dato un contributo, tant'è che ultimamente abbiamo organizzato delle manifestazioni per diciamo, raccogliere dei fondi che appunto sono stati destinati all'acquisto della nuova ambulanza. Quindi oltre al pronto soccorso poi di cosa vi occupate? Per esempio abbiamo fatto una visita senologica in collaborazione con l'Università di Palermo, con il Policlinico di Palermo, poi ultimamente una cosa che mi preme sottolineare perché finalmente ci siamo riusciti, dal 17 ottobre è aperto il consultorio qua a Siculiana, ogni 15 giorni vengono medici che sono a disposizione della collettività. Grazie dottoressa Grisavi. Dottore Marsale, lei fa parte anche dell'Associazione Misericordia, come ci ha fatto capire la signora Grisavi, ma loro meritano non solo la riconoscenza di Dio, su cui ci mancherebbe altro, ma anche la riconoscenza degli uomini. È bello vivere in una comunità dove c'è tanta solidarietà. Non c'è dubbio, e cerchiamo di fare una società un po' migliore, soprattutto dare esempio al nostro operato ai nostri figli perché possono crescere nell'aiuto alle persone che hanno di bisogno. Lei si occupa anche di un'associazione che mira a raccogliere del sangue, che è un'altra iniziativa molto importante di ausilio alle strutture ospedaliere della zona. Senz'altro, noi siamo già dal 1985 che noi siamo sorti come donatori di sangue. E l'idea purtroppo nacque dal constatare, essendo medico, come i miei pazienti talassemici avevano il calvario del reperire il sangue e spesso non riuscivano ad essere compensati, per cui nacque l'idea spontanea perché non aiutarli, per cui nacque proprio una sensibilizzazione a livello delle scuole. E oggigiorno possiamo dire che la nostra associazione dall'85 ad oggi ha superato le 6.000 unità di sangue e la nostra associazione ha una media intorno al 6% per quanto riguarda la media nazionale. Se lei pensa che la media nazionale è del 3%, noi siamo al 6%, se tutti i paesi in Italia avessero questo tipo di media, noi avremmo il fabbisogno in Italia sarebbe veramente coperto. Dottore Marsale, questo sicuramente vi fa onore ed è sicuramente bello vivere in una comunità dove c'è tanta solidarietà. Bene, abbiamo incontrato anche i protagonisti del volontariato di Siculiana, adesso ritorniamo ancora una volta in Piazza Umberto. In Piazza Umberto stiamo iniziando a girare gli stand presenti oggi in questa piazza. Sono in compagnia del signor Galia. Lei è qui nelle vesti di che cosa? Io sono il direttore della riserva di Torre Salsa. Torre Salsa incarna quella che è la vocazione naturalistica e paesaggistica di Siculiana. Sì, è un tratto di costa ancora, si può dire, incontaminato, un posto che tutti ritengono bellissimo, quindi diciamo, un buon biglietto da visita per la promozione turistica di tutta quest'area. Cosa possiamo trovare a livello paesaggistico e naturalistico, quindi più dettagliatamente flora e fauna? Ma per gli habitat c'è l'ambiente dunale molto interessante, molto ricco,
sono ambienti che stanno scomparendo in Sicilia, quindi troviamo a Torre Salsa, Vendigari, quindi ormai è uno dei pochi posti così, questa rarità. Poi abbiamo una zona paludosa centrale, che è il cosiddetto pantano, proprio perché si impantana in questa zona, e a livello faunistico abbiamo diversi rapaci, abbiamo saltuariamente la tartaruga marina caretta che viene a deporre le uova, abbiamo avuto degli accertamenti nel 95 e nel 99, e poi la fauna che troviamo un po' in tutto il territorio, i migratori passano dalla riserva, insomma, un ambiente molto ricco, una riserva abbastanza circoscritta come estensione, ma al suo interno possiede una serie di ecosistemi diversi e quindi ha un grande potenziale. La riserva di Torre Salsa si lega benissimo con quella che è la manifestazione di quest'oggi, Siculiana città degli sposi. Molti sono gli sposi che scelgono lo stupendo scenario di Torre Salsa per il loro servizio fotografico. Però so anche che in passato è accaduto qualcosa di particolare, di strano, che è venuto anche alla ribalta sulla stampa nazionale. Sì, Torre Salsa contiene al suo interno una serie di conflitti e quindi spesso si parla anche di questioni legate a contraddizioni legate alla gestione della riserva. Però è anche un posto solitario, un posto famoso nell'Agrigentino per la solitudine, e quindi si presta benissimo a luoghi utilizzati da coppiette, insomma, luogo di incontro per poi la speranza di scaturire un matrimonio, e quindi poter utilizzare la riserva anche come posto appunto romantico. Sicuramente il silenzio di Torre Salsa in una società rumorosa come la nostra, dove tutto va di fretta, ecco, può essere un luogo adatto a risolvere anche problemi grossi. Chissà, potremmo anche andarci a meditare. Sicuramente, si presta benissimo una passeggiata lungo i 6 km di costa, ecco, un momento di deserto, di spazio da destinare a se stessi come riflessione personale. Quindi. Io la ringrazio, lascio il suo stand e mi reco a visitare in uno dei posti in cui una sposa deve assolutamente andare. Andiamo! Ho raggiunto lo stand dell'Associazione Culturale Mascarò, ho detto uno dei luoghi dove necessariamente una sposa deve andare prima di sposarsi. Presento questi ragazzi, il tuo nome? Io sono Enzo e sono il presidente dell'associazione. Presidente, tu? Io sono Giuseppe e sono il vicepresidente. Io sono Salvatore. Io sono Paolo, consigliere. Tutti bei ragazzi, complimenti. Parlo con il presidente. Presidente, una donna prima di sposarsi deve necessariamente nella nostra cultura scegliersi l'abito. Voi che cosa avete fatto? Allora, noi in pratica abbiamo fatto questo stand per fare vedere quali erano le tradizioni della sposa nel passato, quindi abbiamo realizzato questo stand con abiti a partire dal... un excursus storico, ecco, partiamo da quando? Partiamo dal 1960, però abbiamo foto e materiale come per esempio abiti da notte per la prima notte e biancheria intima anche del fine del Novecento. E in più Io la interrompo un attimino, in più poi del più ne parliamo, perché prima che iniziassimo a registrare, parlando con gli amministratori e gli organizzatori, si dicevano che è stato difficilissimo reperire gli abiti da sposa, soprattutto da sposa, ma anche da sposo, prima del 1960, perché gli abiti da sposa e da sposo di un tempo, ecco, degli anni ancora antecedenti al 1960, non venivano conservati, ma venivano riciclati, usati. Quelli da uomo addirittura dal matrimonio passavano al letto di morte. Quelli invece da donna... Quelli da donna invece venivano tagliati e potevano essere usati, che ne so, per fare qualche lenzuolo per la culla per i bambini, oppure qualche capo d'abbiamento sempre per il neonato. Per il neonato, quindi nulla veniva sprecato, veniva tutto riciclato. Iniziamo dal 1963 e ci faccia vedere cosa avete trovato. Allora, per il dettaglio della mostra vi passo il vicepresidente. Lui è il tecnico, hai curato la mostra. 1963, cosa vediamo del 1963? C'è questo abito da sposa che ci è stato dato da alcune signore che avevano conservato l'abito, e poi abbiamo degli abiti che sono del 70, del 75. Già si vede più lo certo. Stile. Per cui in cui abbiamo cercato di risalire fino al 2000. Si vede lo stile figli dei fiori. Sì. Pasquale, il vostro indirizzo web? Il nostro indirizzo web è www.mascaro.it, appunto il nome dell'associazione. Abbiamo voluto realizzare un sito
non essendo webmaster professionisti, semplice e diretto, di facile accesso per tutti gli internauti, anche quelli che sono alle prime armi. Cosa troviamo? Possiamo trovare tutte le immagini riguardanti le nostre attività, e in particolare quelle del Carnevale, che è il nostro cavallo di battaglia, visto che siamo stati noi a dare il via a questa tradizione. Infatti possiamo vedere qua il nostro primo carro. Un attimo. Ingrandiamo l'immagine. Ecco qua, c'era l'attuale sindaco e l'ex sindaco sul nostro carro, c'è una festa grandiosa, è stato all'inizio. L'ultimo, vediamo l'ultimo. E invece l'ultimo carro è quello dell'anno scorso. Questo qua, un attimo, ingrandiamo l'immagine. Lo potete vedere. Questa dovrebbe essere l'assessore al turismo, mentre davanti era raffigurato il nostro attuale sindaco. Abbiamo organizzato anche altre manifestazioni, quali il Natale, ci arriviamo, il Natale, ma anche delle manifestazioni che non riguardavano il divertimento, ma anche delle cose impegnanti, tipo una manifestazione contro la guerra, contro eventi di guerra, perché ancora non è iniziata la guerra. Indirizzo web? www.mascaro.it. Bene, grazie, continuiamo. Ancora di matrimoni si parla, e questa volta con la signora Pasqualina. Signora Pasqualina, ho visto che qui lei si è sbizzarrita nel creare delle composizioni e ha usato quanto di più bello la natura offre. Abbiamo per esempio lì... È tutto naturale. È tutto naturale? Sì, tutto. Frutta, fiori, foglie, tutto. Cosa chiedono gli sposi? C'è una richiesta particolare, per esempio per il bouquet? Le cose più strane, diciamo. Cosa? Non si sono mai viste. Cosa, per esempio? Non il classico. Questo è il classico bouquet, per esempio, no? Il classico bouquet, però ci vuole sempre qualcosa di particolare. Quello, per esempio, non è sicuramente il classico bouquet. Appunto. Cosa abbiamo qui, signora? Mi dica. Ecco, lo prendo. Ecco, lì ci sono roselline di frangia, spighe, sonia, limoni, sono vere, piccole e vere, sì, edera, felce, poi c'è il ribes. Quindi una composizione, un bouquet veramente naturale e innovativo. Questo di qua invece è fatto con anturium, rose incerate, girasole, rose rosse e verde. Signora Pasqualina, noi le auguriamo buon lavoro e buon divertimento, perché penso che si diverta anche lei nel creare. Per la pavimentazione degli appartamenti gli sposi si possono rivolgere al signor Ignazio Incaglia. Cosa propone ai novelli sposi? Dipende i gusti che hanno, ognuno ha dei gusti, diciamo, sul rustico classico. Noi abbiamo una vasta gamma di prodotti, abbiamo, diciamo, marche come l'Astor, che è un'azienda che ho preso ultimamente, che ci offre dei prodotti dal rustico al classico. Qual è la maggiore tendenza sul mercato? Il classico e il rustico? Indipendentemente dai gusti? Per il momento ci basiamo sul rustico, sia pavimentazione che bagni. Entriamo nello stand del signor Mazzara Armando. Simbolicamente sono entrata, in realtà ero già dentro, perché ho aperto un infisso. Che cos'era questo infisso? Alluminio? È in alluminio colore legno. E qui abbiamo tutti i vari tipi di colori che si possono avere, radica, tutti i vari tipi di colori. Qui che si mimetizzano benissimo, sembrano quasi essere in legno. Qui abbiamo invece un infisso in misto legno, che all'interno è legno, all'esterno è in alluminio. Questo è vero legno dall'interno. Si sposano bene questi due tipi di materiali? Sì, sì, sia dall'esterno che dall'interno si sposano bene, con una persiana in alluminio. Qual è la maggiore richiesta del mercato? Vogliono alluminio o alluminio legno? Alluminio. L'infisso misto legno va un po' di meno, però... Sì. È una questione economica o una questione pratica? Economica. Quindi conviene più quello in alluminio. Concludiamo il nostro giro per gli stand con uno degli ultimi momenti di una celebrazione, la celebrazione del rito del matrimonio, e parliamo di
piano bar, perché l'animazione, la musica, il sottofondo durante una cerimonia sono indispensabili. Mi sembra ovvio, come del resto tutte le altre parti di un matrimonio di intrattenimento, quindi la chiesa, la sala, il pranzo e conseguentemente anche la musica. Che tipo di musica viene suonata per un matrimonio? Parliamo prima di chiesa e parliamo poi di banchetto. Vabbè, in chiesa ci sono i soliti classici, l'Ave Maria, il canto d'ingresso e via dicendo. Poi in sala si sa, si inizia con la marcia nuziale e poi proseguiamo con, solitamente si fanno brani d'amore, si dedica un brano agli sposi per farli ballare e poi alla fine il rito finale di ballare tutti assieme con gli invitati per festeggiare, cioè per concludere in bellezza qualsiasi evento. Certo. Io l'ho introdotta come il momento del piano bar, ma non ho detto il suo nome. Io mi chiamo Stefano Santino. Signor Santino, vogliamo concludere in bellezza? Divertiamo il nostro pubblico in ascolto, ci regali 30 secondi di un brano musicale, quello magari che conclude la serata in un matrimonio. Benissimo, dedico un brano degli sposi allora. Non mi dire niente, stammi ad ascoltare. Sono troppe notti che ci dormo male. Tu mi piaci forte, tu mi prendi dentro. E non c'è bisogno che ti dica quanto, ma la vita a volte ha i suoi comandamenti. Qualche volta da difendere. Siamo ancora a Siculiana, la città degli sposi, domenica è sempre domenica. Sullo sfondo vedete la chiesa madre di Siculiana che abbiamo già avuto la possibilità di conoscere con Gigi Restivo e Padre Raso. C'è anche piazza Umberto I che si sta preparando al defilé, di modo che concluderà questa seconda giornata di Siculiana città degli sposi, e accanto a me c'è Santino Lucia, giovane vice sindaco di Siculiana, che ha un po' pilotato la macchina organizzativa di questa manifestazione. Diciamo che abbiamo curato quelle che sono state le prime fasi e poi anche le fasi successive dell'organizzazione, che in un primo momento a pensarla sembrava molto facile, invece poi nella realtà le cose si complicano un po'. Ma c'è stata molta partecipazione comunque. Devo dire che noi abbiamo interessato tutte le attività, tutti gli esercenti locali, a cui abbiamo spiegato quella che voleva essere l'iniziativa dell'amministrazione comunale e quella che vuole essere appunto la molla che può fare scattare a Siculiana un momento di attenzione in più rispetto a tutte le altre realtà che vi sono. Devo dire con piacere e con molto orgoglio che gli esercenti locali hanno recepito con molta attenzione e molto favorevolmente l'invito rivolto a loro da parte dell'amministrazione comunale e mia personale, e la presenza dei nostri esercenti, la presenza dei nostri ristoratori, delle nostre attività artigianali. Voi avete già potuto ammirare poco fa il tavolo della degustazione presentato dai nostri concittadini. Io devo dire molto molto bello a vedere, anche da gustare. Sicuramente. Sì, abbiamo pensato che tutto questo poteva essere cumulato e questo poteva anche servire da sprone a tutti coloro i quali si apprestano al mondo e al matrimonio, poter pensare che a Siculiana possono trovare tanto anche a una buona condizione economica. Ecco, questo è il messaggio che parte dalla città degli sposi. Noi qui siamo davanti alla torre dell'orologio. La torre dell'orologio è l'ex casa del fascio che voi avete ristrutturato. Adesso è un po' il luogo di rappresentanza del comune e anche la sede del Consiglio Comunale, però per l'occasione la torre dell'orologio è diventata una sorta di mostra della città degli sposi. Infatti entrando lì dentro avremo modo adesso di vedere, di apprezzare tantissime cose interessanti che hanno naturalmente attinenza con il matrimonio. E allora, vice sindaco, andiamo a vedere? Prego. Andiamo a vedere. Può mancare il fotografo in un matrimonio? Assolutamente no. Certamente no, perché il fotografo è quello che dà l'immagine nel tempo, è la cosa che si ricorda di più di un matrimonio, che è la fotografia. Da quanti anni Cumbo? Dal 1960 mio padre sta allo studio fotografico e ora continuo io con lo studio fotografico. Più di 40 anni di matrimonio? 40 anni di matrimonio, di esperienza e di attività della nostra azienda qui a Siculiana. 40 anni di matrimoni,
significa tante coppie di sposi, tanti parenti, tanti banchetti nuziali, chiese, sacerdoti, vabbè, no, parliamo di matrimoni per il momento. Qualche matrimonio particolare? Qualche ricordo particolare? Ogni matrimonio è particolare, un matrimonio, sì, questo sì. Qualche episodio particolare, qualche avvenimento, qualche sposa? Le spose sono, innanzitutto il giorno del matrimonio le spose sono tutte belle, quello è da premettere, quindi è il nostro compito dare pure l'immagine di farli venire... Sono nervose solitamente? No, noi li mettiamo al suo agio. Tutto merito del fotografo. Tutto merito del fotografo perché li mette al suo agio, scherziamo, parliamo, quel giorno è anche Ma sono loro più emozionati solitamente gli sposi o le spose? In questi tempi gli sposi, forse perché pensano tutto quello che concerne il matrimonio. Pensano. Le spese, tutto quello che... Pensano. E i suoceri solitamente come sono? I suoceri tranquilli, non creano problemi. No, assolutamente. D'accordo, e allora, va bene, naturalmente noi ringraziamo il signor Cumbo che è il fotografo del paese, il fotografo del paese, il fotografo di Siculiana che ha quindi collezionato tanti matrimoni, quindi che da tramandare nel tempo, la nostra immagine da tramandare nel tempo. Lei si è sposato? Sì, io mi sono sposato da poco, da maggio, e poi ho capito l'importanza di avere le foto del matrimonio per la curiosità di vedere le foto del matrimonio. Chi le ha fatte? Le fotografie che le ha fatte? Dei colleghi che si sono prestati. La sua gentile signora? È qua. Signora, quindi novella sposina? Sì. Come va? Bene, grazie, un po' emozionata. No, dico, vale la pena sposarsi, ecco. Esattamente. E allora mi raccomando, vale la pena sposarsi, non ci sono dubbi, e se venite qui a Siculiana, ecco, vi sistemano proprio per la festa. No, per la festa del matrimonio. Grazie. Grazie a lei. Ogni matrimonio vuole il suo viaggio di nozze, no? Dove andiamo in viaggio di nozze? Nel senso, dico, dove consigliamo? Infatti noi due... Noi due non abbiamo dove andare, non possiamo arrivare neanche a Realmonte, guardi, quindi dico, che consiglio diamo agli sposi, dove li mandiamo? Allora, in questo periodo sicuramente è dovuto anche ai fatti che sono successi, per i viaggi di nozze vanno forse i capoluoghi come Vienna, Praga, Budapest, Parigi. Le capitali europee? E anche è stata di nuovo, va forte anche i posti come ad esempio la Calabria, la Sicilia anche e la Toscana. Sicuramente dovuto evidentemente ai fatti che sono successi, l'America e l'Egitto sono posti da sconsigliare, e quindi io come agente di viaggio quindi propongo questi capoluoghi. Le capitali europee e alcune zone dell'Italia come la Calabria, anche la stessa Sicilia. Qui siamo all'interno dello stand dell'agenzia di viaggi Ulisse di Agrigento, quindi questo è un buon consiglio che noi possiamo dare, ma solitamente le richieste, questi sono i consigli, le richieste? Le richieste sono soprattutto le crociere sulla Spagna, Mar Nero e l'Egitto. Una domanda indiscreta, ma poi non tanto indiscreta, se uno volesse fare una crociera normale, una bella crociera, quanto dovrebbe spendere? Ma per ora c'è un'offerta della Costa Crociere, cioè che paga uno e parti due. Cioè paga una persona e partono in due. Quindi in altre parole... con 1,5 milioni si può anche viaggiare in due. Appunto questo, 1 milioncino a persona? No, paga soltanto una persona. Quindi 1 milione, una crociera? 2 milioni e partono in due. Quindi con 1,5 milioni, 2 milioni? Partono due persone. Partono 2 persone, una bella crociera di una settimana? Di una settimana. Lei invece si sposa, ho saputo? Sì. Il 24 giugno. 24 giugno, quindi proprio tra pochi mesi. Tra pochi mesi, si prepara. Si chiederanno sicuramente, ma chi è questa bella signorina? È la contitolare dell'agenzia di viaggi Ulisse. Dove andrà in viaggio di nozze? Ha consultato già qualche agenzia di viaggio? No, gioco in casa. Penso, insomma, la mia idea sarebbe le Seychelles, però aspettiamo che magari un po' le acque si calmino e poi eventualmente opterò per capitali europee, un viaggio magari in questo periodo un po' più tranquillo. Se invece dovesse scegliere un posto italiano? Un posto italiano, a me è piaciuta tantissimo Roma. Per me la capitale sicuramente merita. Cosa le devo augurare? Buon viaggio allora? Buon
buon viaggio e tanti auguri. Tantissimi auguri, la vedo già rassegnata. Guardi che il matrimonio è una cosa bellissima, dico, glielo dice una persona che ormai ho perso anche il conto, quindi le assicuro che è una cosa bellissima. Auguri, stiamo scherzando naturalmente, mi raccomando, lei ci pensi a sposarsi. Signora, e allora, mi consigli qualche bomboniera? Bomboniere ci sono queste in pizzo macramè, lino. Vediamo se riusciamo, oppure? Queste più economiche, poi ci sono gli oggettini. Gli oggettini Swarovski, porcellana, tutte queste cose. Cosa va per la maggiore in questo periodo? In questo periodo vanno più quelle di lino e pizzo, tutte queste cose così. Allora, voi naturalmente siete del settore, curate le liste di nozze, abbiamo parlato delle bomboniere, i regali invece che vanno per la maggiore quali sono? Beh, le porcellane, l'argenteria... Sono sempre richieste? Richieste, sì. Il servizio dei bicchieri, quello fine, in cristallo, queste sono le cose. Queste cose non tramontano mai? No, queste sono le cose. I classici regali classici. Del matrimonio? Poi tutto il resto... E se uno volesse fare un regalo particolare? Particolare ce ne sono... C'è solo l'imbarazzo della scelta, dice lei? Della scelta, qualche oggetto un pochino particolare. Comunque si lavora, no? Sì, sì. Si lavora anche molto? Con le liste. Voi operate qui a Siculiana? Nel periodo dei matrimoni si lavora, sì. È bello lavorare nella città degli sposi, ormai Siculiana è la città degli sposi. Sì, sì. Grazie signora, grazie. Articoli da regalo, bomboniere, liste nozze, eccetera, eccetera. Solitamente le clienti come sono? Solitamente delle belle clienti. Ah, e lo dice anche con grande soddisfazione. Dico, ma sono difficili nei gusti? No, dipende, ogni cliente sa quello che cerca, magari, dipende appunto dallo stile. Dallo stile. In questo periodo cosa cercano di più? Ma diciamo più che altro uno stile abbastanza semplice e nello stesso tempo raffinato. Ecco, un regalo raffinato, lei cosa consiglierebbe? Ma potremmo andare... Uno? Un bel candeliere. Questo qua? E allora ci spieghi in 30 secondi perché è un regalo particolarmente raffinato? Allora, perché ha una forma semplice, però con una decorazione molto sobria, che è un giglio appunto in argento massiccio. Quindi questo fa la differenza rispetto agli altri articoli da regalo? Sul piano della raffinatezza? Vabbè, anche Senta, una domanda che faccio a tutti, non se la prenda, eh? Lei è sposato? No. Ma scusi, quanti anni ha? 25. A 25 anni deve pensarci, perché Siculiana ormai è diventata la città degli sposi, è la città degli sposi e quindi è giusto che ci si sposi. Certo. Lei è fidanzato almeno? No, fidanzato. Dov'è la sua fidanzata? La mia fidanzata per adesso lavora. Non l'ha portata qui? No, non è potuta. Verrà più tardi? Più tardi verrà. Lo sa che ci sono un sacco di belle ragazze in giro, la sua fidanzata? Lo sa, gliel'ha detto? No, non gliel'ho detto. E glielo dica così viene prima, guarda. Per me la più bella è lei in ogni caso. Questa cosa, merita un applauso sta cosa. Signora sapesse quante volte ho sentito questa storia, per me la più bella è lei, per me la più bella è lei, ma quante volte l'ho sentita. Signora, ci parli di questi cappellini, signora, guardi, venga qua. Mi scusi, qua ci sono tante cose bellissime. Io non sono per niente un intenditore, però mi colpiscono i cappellini. Chissà perché. I cappellini, sì. Il cappello è l'ultimo capo che raffina un capo elegante. E per questo lei è allora una persona molto fine e ha tirato subito le cappelle. Io la ringrazio, non credo di meritare tanto. Allora, parliamo invece dei capi che qui vediamo esposti. Vedo abiti da sera naturalmente, ma vedo anche qualche cos'altro. Ci spieghi lei? Allora, questo è un abito da sposa. Questi sono vestitini di damigella. Ah, le damigelle, sì, guardate com'è carino questo. Quello è un vestitino di battesimo. E questi sono tutti abiti eleganti per occasione, per serata di Capodanno. Abbiamo un po' di tutto. Voi operate qui a Siculiana, signora? Sì. Quindi anche voi operate nella città degli sposi. Sì. Da quanti anni? Da tanto tempo. Da tanto tempo. Signora, grazie. Grazie, auguri e buon lavoro. Dove andiamo? Entriamo qua. Liste nozze, ancora liste nozze, ma d'altra parte la città degli sposi. Con chi parlo? Parlo con lei, signora. Lei è la? La titolare. La titolare, siculianese? Siculianese, sì. Benissimo. Ci parli un po' di questa città degli sposi, ne abbiamo tanto parlato oggi. Ce ne parli lei.
la città degli sposi vista da un operatore del settore. Ma non saprei cosa dire, in che senso? Nel senso, com'è questa città degli sposi? La Siculiana è bella. Lei di Siculiana cosa tante cose. Gli sposi che vengono qui come sono? Sono molto esigenti? Abbastanza. Abbastanza esigenti. Questo cosa significa? Che vogliono roba buona. Che vogliono roba buona. E voi naturalmente siete in grado qui a Siculiana di offrire il... Sì. Lei per esempio cosa offre e cosa consiglia? Ma dipende dallo stile dei mobili più che altro e il gusto dei clienti. Benissimo. Sul moderno, sul classico, non so. Benissimo, arriva un cliente e dice, beh, io sono orientata sul classico, lei cosa consiglia? Un bel servizio di bicchieri così, poi si ci abbina un bel piatto, poi dipende se c'è il letto ferro battuto ci mettiamo anche un capezzale di questo in legno tutto decorato o un questo in pittura. Gusti sono in argento. Ho capito. Se invece sono più orientati verso il moderno? No, non c'ho tanto assortimento nel moderno, Quindi, perché vanno sempre sul classico qua da noi. Quindi ho capito perfettamente che lei consiglia giustamente il classico. Sì. D'altra parte il fascino del classico è indiscutibile. E poi sempre in gran moda. E poi sempre di gran moda. Sì. Signora, grazie. Prego. Buon lavoro. Non ho chiesto il suo nome però. Gucciardo, Maria. Gucciardo, non l'ho visto prima. Maria Gucciardo. Maria Gucciardo. Buon lavoro. Grazie. A lei. Ironia della sorte, sono finito in uno stand dove ci si adopera per rendere più belli gli sposi nel giorno del loro matrimonio. Siamo nello stand di un famosissimo parrucchiere, Franco Bella, solo che qui vediamo solo lo stand, Franco non c'è perché in questo momento si trova dietro le quinte perché è lui che sta curando il defilé di moda che questa sera chiuderà questo secondo appuntamento qui a Siculiana con la città degli sposi, quindi avremo sicuramente modo di incontrare Franco più tardi. Per il momento questo è il suo stand. Andiamo avanti. Dov'è la signora Rosanna? E lei, leggo Rosanna, ma leggo solo Rosanna e basta? Taino Palermo. Benissimo. E allora voi cosa proponete qui alla città degli sposi? Perciò dall'inizio, dai ricami, preparazione, tutto ciò che riguarda... Ecco, vedo i ricami. Sì. E poi alla fine del giorno del matrimonio l'abbigliamento per la sposa, come intimo. Parliamo un po' dei ricami. E quanto contano oggi ancora i ricami? Sì, ancora contano, c'è molta gente che ancora tiene a fare delle Al cose. corredo ricamato, tutto a mano? Sì, ancora sì. Quindi c'è ancora molta È una richiesta? lezione che continua, non venderà mai secondo me. Quindi c'è ancora molta richiesta, quindi Sì, è una sì. tradizione che Sì. nonostante i tempi siano cambiati. No, funziona ancora, sì. Grazie signora. Vediamo questo stand, è un po' particolare, adesso spieghiamo il perché. Innanzitutto lei è? Dinolfo Giuseppe. Giuseppe Dinolfo. Allora, mi spiega cosa stiamo vedendo in questo momento? Questi sono dei libri da collezione. Libri da collezione? Sì. Le persone dicono il pensiero oppure dicono la poesia e noi realizziamo il libro. Ah, ho capito. È un regalo che si può utilizzare per battesimi, comunioni, San Valentino oppure per tante altre opportunità. E voi lo realizzate subito tutto questo? No. O quanto tempo impiegate? In media 10 giorni. In media 10 giorni? Sì, c'è il processo di invecchiamento e quindi piano piano tutte le pagine devono essere acidificate e poi con certi processi vengono poi colorati con i coloradatti. Vengono richiesti? Molto. C'è molta richiesta. Molto. Voi operate qui a Siculiana? Nell'Interland Siculianese. Nell'Interland Siculianese. Complimenti per questa attività che io non conoscevo. Complimenti, buon lavoro. Strano, ma nella città degli sposi non abbiamo ancora parlato di gioielli ed è giunto il momento. Buonasera al signor Lovecchio Pasquale. Pasquale Lovecchio. Lei è un gioielliere che opera nel settore ormai da quanti anni? 15 anni. Da 15 anni. E allora, signor Lovecchio, cosa chiedono gli sposi? Gli sposi a parte le fedi. Pure di avere qualcosa di particolare, diciamo, qualche gioiello particolare che lo facciamo noi stessi. Ah, lo realizzate voi stessi? C'è mio figlio che è orafo e ha fatto la scuola a Vicenza e realizziamo certe cose con pietre preziose oppure tutte in oro. Le maggiori richieste in questo periodo verso quali articoli sono? Facciamo queste letterine che può vedere qua che sono... Le letterine che sono là esposte? Oppure il nome tutto intero iscritto, sono diamantato, una diamantatura. Senta, una volta
Io so che per i matrimoni si spendeva molto, Sì, si faceva le parole, tutte queste cose. Oggi è ancora così? Mica tanto, comunque cerchiamo di proporre pure altre cose. Comunque si possono anche realizzare delle cose graziose, raffinate, non spendendo molto, voglio dire. Molto, esatto. Oggi la gioielleria da tutto, diciamo. Riesce tutto quello... ad accontentare un po' tutte le esigenze. Sì, sì. La ringrazio, Ringrazio buon pure lavoro. lei. Grazie. Prosa Antico, chissà di che cosa si tratta. Lei può aiutarmi? Sì. È il titolare? Il figlio del titolare. Figlio della titolare. È sposato lei? Sì, sì. Ah vabbè, no, io lo chiedo a tutti. Insomma, è una domanda d'obbligo nella città degli sposi. Allora, diceva? Rosa Antico è stata una ricerca che abbiamo fatto per cercare un nome che include tutti gli articoli che trattiamo. E cosa abbiamo diversi articoli di corredo, di biancheria intima, abbiamo pure dei capi d'abbigliamento per donna e tutte queste cose. Noi pensavamo che il corredo fosse un po', come dire, in disuso negli ultimi tempi, invece questa sera abbiamo appreso che al corredo ci si tiene e anche parecchio. Sì, ancora nelle nostre zone ancora si tiene molto al corredo perché appunto per fare sì che la sposa abbia che poi è un patrimonio anche avere del corredo a casa. Signora, quindi, ma quanto ci vuole per un corredo? Ci vuole secondo quello che... Io per esempio, io ho una figlia, non è proprio da sposare, ma voglio dire, se volessi farle il corredo, ecco. Il corredo è secondo quello che scegli. Volendo dico, potrei anche... Scegli una coperta che sono da milioni, e una coperta che costa 200.000 lire. Ma ci sono quindi ancora le richieste di queste coperte particolarmente lavorate, perché diciamolo, costano milioni, ma sono... C'è qualche signora che già c'è una richiesta. Tutte ricamate a mano, quindi secondo la tradizione di una... Sì, sta ritornando la tradizione di una volta. La tradizione di una volta. Le coperte, le lenzuola, le tovaglie, lavorate tutte a mano. Sì. Ecco, io so qualcosa perché insomma, sentivo un po' parlare. Sì, ora si ci sta dedicando di più di nuovo alle cose ricamate. Alle cose ricamate a mano. Lei? Una figlia. Allora, anche lei lavora nel settore naturalmente. Sì. Ecco, un articolo che lei sicuramente consiglierebbe alla sposa, tra tutti quelli che esponete, che non dovrebbe mancare, ecco, nel corredo di una sposa. Ma l'intimo, poi la biancheria, tipo i pigiami, la camicia da notte. Qualcosa di particolarmente sfizioso e anche di raffinato. Una coperta e un lenzuolo che sicuramente nel cassetto non manchi. Grazie. Prego. Ed eccoci nello stand di Giuseppe Dinolfo, il pittore di Siculiana. Credo di aver detto bene. E d'altra parte proprio Siculiana è proprio nei quadri di Dinolfo. Qui c'è l'anima del suo paese, o mi sbaglio? Sì, per l'occasione ho voluto portare le opere dedicate a Siculiana. Difatti questi sono scorci di Siculiana, ancore di Siculiana. Quella è per esempio la piazza che ritrae la struttura dove ci troviamo. Ci troviamo, la torre dell'orologio. La torre dell'orologio, sì. Poi per l'occasione, visto che siamo in tema di sposi, ho portato pure i temi floreali. Che sono in perfetta sintonia con la manifestazione di oggi. Mi dica... Sì, prego, volevo aggiungere qualcosa? Sì, voglio dire che per l'occasione ho portato questi che sono... Poi dopo io mi esprimo pure con la pittura surreale. Sì, perché qui noi vediamo dei paesaggi, un catalogo del 96. Che noi proviamo a sfogliare. Sì, difatti possiamo trovare titoli come... Ecco, lo stiamo sfogliando, ecco, stiamo vedendo anche questo aspetto di Dinolfo, pittore surrealista. Tratto due temi qua, difatti intitolato Natura e Uomo. Natura perché tratto il figurativo naturalista, paesaggistico, e uomo perché voglio penetrare nei problemi dell'uomo, dei sentimenti dell'uomo. Questo è, però qua non era il caso di portare quelle. Vista, dice lei, il tipo di manifestazione. Un'ultima cosa, lei si occupa anche di restauro comunque? Sì, io mi occupo anche di restauro, sì, senz'altro. Grazie. Prego. Ancora liste nozze, ma d'altra parte non potrebbe essere diversamente in una manifestazione dedicata agli sposi. Qui siamo con la signora Anna Salvaggio,
Signora, lei di Siculiana? No, Realmonte. Ah, Realmonte, qua vicino, quindi a pochi passi. E anche a lei vorrei fare la stessa domanda. Il negozio ce l'ho qua a Siculiana. Ah, ce l'ha qua a Siculiana. Senta, ma lei quali articoli consiglierebbe oggi per un regalo? Allora, il regalo c'è cose d'argento per ora che vanno di più, servizio di piatti, Bavaria, questo è il regalo, qualche soprammobile d'argento, qualche treselume, queste cose vanno di più. Quindi diciamo gli articoli classici, quelli che solitamente vengono scelti per poter fare un matrimonio. Grazie signora, grazie e buon lavoro. Grazie, buonasera. Ma naturalmente chi si sposa deve pensare ad arredare la casa, deve anche pensare agli elettrodomestici, credo che sia il minimo che si possa fare. Io sono in compagnia del signor Alessandro che naturalmente opera in questo settore. Sì. E allora, lavastoviglie, lavatrici, abbiamo un po' di tutto qua. Frigoriferi. C'è un po' di tutto. Allora, qua abbiamo il computer. Ah, il computer. Il computer che è diventato, si può dire, un elettrodomestico, anzi è diventato importante. E praticamente questo computer con questa scheda, con questo modem e con un convertitore che viene messo nella parabola, si può collegare tramite satellite, quindi navigare in internet, e funziona anche come un ricevitore, come un decoder che possiamo vedere canali. Vengono regalati per i matrimoni questi computer? È un regalo? Sì, per ora sta andando abbastanza forte, diciamo, i computer. C'è un orientamento quindi verso questi nuovi regali, ecco. Infatti. Poi qui vedo che abbiamo un televisore gigante, quanti pollici? Questo qua è un 36 pollici della Sony, questo qua, è corredato di impianto surround. Quindi se noi per esempio mettiamo un film e abbiamo l'effetto stereofonico, l'effetto di presenza, come è detto, viene collegato con un amplificatore e delle casse che hanno questa funzione. Mi dica, ma gli sposi fanno di queste richieste particolari, televisori che sono sicuramente un po' costosi, o si accontentano del necessario? Qual è la tendenza oggi? Vabbè, la tendenza oggi a voler, c'è chi si accontenta di poco, c'è chi vuole avere anche qualcosa di particolare. C'è praticamente un orientamento verso il cinema, quindi tanti preferiscono vedere un film in una certa maniera, quindi... Cioè, in altre parole questo settore va bene, dico, funziona bene? Funziona. Questo mi fa piacere, complimenti.